piuttosto popolare. Dunque, intanto mi scusi, io non ho più di voce, spero che mi venga mentre parlo, perché ce l'abbiamo messa tutte, ce la stiamo mettendo tutte questa campagna elettorale e col filo di voce che mi rimane voglio dirvi quello che mi sembra l'essenziale. Noi dobbiamo avere un buon risultato in queste elezioni, perché abbiamo bisogno il giorno dopo di poter dire una cosa: adesso basta parlare dei problemi suoi e delle beghe di questa maggioranza ridicola, adesso parliamo dei problemi degli italiani, a cominciare dal lavoro, Se stiamo parlando d'altro, di tutt'altro rispetto ai problemi degli italiani, la Lega non faccia la furba, c'è lei in questa responsabilità. Se noi abbiamo messo metteremo settimane a discutere di processi brevi e medi e lunghi e su misura, è perché la Lega aiuta il miliardario a far saltare 15.000 processi all'anno per salvarne uno solo. Altro che le ronde, che si sono perse nel bosco le ronde. E se noi perdiamo notte e giorno a ricucire una maggioranza claudicante, e vedrete le prossime settimane che il Parlamento sarà impegnato ancora nelle loro beghe, è perché ormai noi abbiamo il governo Berlusconi, Bossi e Scilipò. Mi spiace per la Lega, ma il governo è Berlusconi, Bossi e Scilipò. Noi non possiamo passare notte e giorno ad aggiustare le loro cose. Avete visto quel dibattito di politica estera fantastico sulla Libia, che era un dibattito fra via Bellerio e Arcore. Mancava solo che nella mozione ci mettessero le quote latte e mandassero all'ONU il documento. Vorrei chiedere alla Lega: gli risulta che tiriamo un missile in meno? Non mi risulta. Allora, il piede in due scarpe non lo si tiene. Noi c'era l'Iraq, non eravamo d'accordo, siamo venuti via. In Kosovo, in Libano ci siamo andati e abbiamo portato la pace. O si va messo o si sta a casa. Non puoi bombardare e baciare l'anello. Bisogna decidere. Cerchiamo di fare. Allora noi vogliamo dopo queste elezioni poter dire: adesso parliamo di lavoro. C'è poco lavoro, c'è troppo poco lavoro in giro, in particolare per i giovani. Ce n'è 1 su 4 che lavora in Italia in questo momento, e da voi siamo dentro queste mete, e quello è quasi sempre precario. Noi abbiamo bisogno di qualche riforma urgente per il lavoro. Il PD ha delle proposte da fare e vuole discutere. Riforma fiscale, scaricare il lavoro e l'impresa che dà lavoro e caricare su redditi finanziari e immobiliari e sull'evasione fiscale. E la Lega, assieme al leghista Tremonti, è responsabile del più grande condono della storia italiana. Ve lo ricordate quell'aggeggino per cui pagando il 4% riportavi e ripulivi e rimandavi dove volevi i capitali illecitamente esportati? Vi ricordate che ci raccontarono che con quei soldi ci sarebbero stati investimenti e occupazione? Dove sono questi investimenti? Dov'è l'occupazione? E il segnale è stato micidiale: chi rispetta le regole è un cretino, uno che non riesce, un commerciante
artigiano che adesso dice a Equitalia: guarda, lo so che devo pagarla, lo riconosco, ma non ci arrivo, si trova a pagare tante di quelle more, di quelle sanzioni e di quegli interessi sulla rateizzazione che nel giro di un anno gli si raddoppia l'impresa. Uno che ha portato i capitali all'estero gliel'hanno abbonati e non puoi neanche indagare a questo punto se sono capitali della grande. E intanto Berlusca va a Napoli e dice: io, sai, quelle abusive non le abbatto. Avanti ragazzi, avanti così. La correzione della legalità, riforma fiscale, riforma per la precarietà, c'è troppa precarietà. Se tocca a noi, noi chiamiamo le imprese e le diciamo: guardate, da domani un'ora di lavoro stabile vi costa un po' meno e un'ora di lavoro precario vi costa un po' di più, perché sennò vi diventiamo tutti precari. E poi un po' di politica industriale, un po' di politica sull'efficienza energetica, un po' di tecnologie, un po' di investimenti a partire dagli enti locali. Ma dov'è sto federalismo che non si è mai visto un taglio così micidiale degli investimenti locali? Io ho fatto l'amministratore per decine di anni, vi dico, delle annate così come da quando c'è il famoso federalismo della Lega, annate così gravi per i comuni non si erano mai viste, mai. E allora, lavoro, riforme, basta chiacchiere. E noi abbiamo dei contenuti, abbiamo delle proposte e noi abbiamo delle idee anche per quel che riguarda le realtà locali, la capacità di governo locale. Io sono fiero, no, qui non è una situazione, cioè bisogna che troviamo anche l'orgoglio giusto nostro. Cioè sull'autonomismo noi non abbiamo lezioni da prendere da nessuno, da nessuno. Noi abbiamo una diversa idea. Per noi il federalismo sul serio non è tirar su delle barriere e tira una barriera e tira su una barriera, ma poi la tira su anche a te la barriera, perché con sto leghismo che gira per l'Europa, l'ho detto a Maroni, ma guarda che in Finlandia il 19% c'è un partito leghista, per loro sei un terrore te, e Bossi è un terrore, e Tremonti è un terrore. Bisogna che se ne faccia una ragione. Se questa è la logica si finisce lì, c'è sempre uno più a nord di te, c'è sempre uno che tira su uno steccato più di te e noi dobbiamo stare nel mondo, siamo esportatori, siamo faro di civiltà, si diceva una volta, la gente parlava. E quindi per noi l'autonomia, l'orgoglio dell'autonomia è esprimere la tua eccellenza e metterla in relazione con la modernità, con gli altri, col mondo, e il federalismo è il modo più efficiente per portare tutti gli italiani via via a uguali diritti di cittadinanza. L'orgoglio del locale è questo. Pensiamoci a questo, siamo sicuri di questo. Noi siamo di quella razza che quando gli è capitato di inventare una politica locale, un asilo nido, ha pensato: guarda qua, c'è un asilo nido e quindi c'è un diritto all'asilo nido, c'è un diritto per tutti, bisogna arrivarci, perché è un autonomismo universalistico, perché pensi di migliorare le cose secondo dei modelli che via via devono essere estesi, che creano dei diritti. Prima di inventarlo l'asilo nido non c'era il diritto all'asilo nido, e quindi uguali diritti di cittadinanza che nascono dal locale, conquisti, idealità nuove politiche, e quante se ne possono fare oggi. E quindi un'autonomia della convivenza, non della chiusura. Dopodiché noi non è che siamo buonisti, non è che siamo buonisti, noi siamo umani siamo. E siamo umani!
dovete dirmi a cosa è servito farci vedere su tutte le TV del mondo, a Lampedusa, come un'Italia che non aveva più di 5 bagni chimici per 3.000 persone. A cosa c'è servito? Che gli ho detto, ma te li mando io 100 bagni chimici, quando facciamo le feste del PD abbiamo i bagni chimici. Fai vedere quello spettacolo, poi vai in Europa a pretendere solidarietà, ma ti cacciano a pedate. Ma quando c'erano governi seri ne arrivarono 50.000 dal Kosovo, ma non si sono mai viste quelle scene lì, e ottenemmo la solidarietà. Alcuni di quelli li prese perfino l'Australia. Perché? Perché i problemi non te li cerchi, ti arrivano, ma se li affronti con umanità e razionalità li risolvi. Se fai della propaganda li coltivi. Ti serve la paura, ma una società non va avanti sulla paura, non va avanti sulla paura. E quindi un diverso idea di autonomia in un paese, io lo dico sempre, il PD è un partito di patrioti, di autonomisti e di riformatori. Riprendetela in mano che qui invento questa parola. Patrioti non erano, ce l'ha rubato il nazionalismo e l'imperialismo quella parola, ma patrioti erano i giacobini, erano i democratici, era Oberstein. Patrioti erano i resistenti della guerra di liberazione. E noi siamo patrioti e autonomisti. E diciamo alla Lega, ve la diciamo noi la bellezza dell'Italia, che noi abbiamo i dubbi come fa a stare assieme sto paese, ma visto da fuori non c'è nessuno riconoscibile come un italiano e come l'Italia, nessuno. E perché? Perché lo sanno nel mondo che siamo 1000 città, 1000 paesi, 20 regioni lo sanno, ma in ognuna di quelle città c'è la torre, c'è la piazza, c'è la fontana, c'è la campana, c'è l'osteria. Questa è la nostra idea di autonomia, che non è la loro. E la nostra idea può consentire a queste terre civilissime di stare nella modernità, guardando in faccia i problemi, ma stare nella modernità, non far girare la ruota all'indietro sul piano della regressione, della cultura, della mentalità. Ecco allora, questa idea di autonomia, e finisco perché sto arrivando questa idea di autonomia, unita a quelli che sono i nostri programmi, le nostre idee, che sono idee di partecipazione. Noi non siamo per l'uomo solo al comando, per il feudatario che comanda e manda giù i suoi vassalli, noi siamo per l'orizzontale, come diceva lei, guardare la gente all'altezza degli occhi, girare, incontrare, fare la fatica della partecipazione, che è l'unico modo per decidere. Che pensi me non ha deciso niente in questi anni, non c'è uno straccio di riforma da nessuna parte. È la crescita, è lo sviluppo legato a temi di qualità, a temi ambientali. Questi sono i nostri contenuti: innovazione, efficienza energetica, temi ambientali, cura del territorio. Lo sviluppo può essere solo sostenibile, non c'è un altro sviluppo. E poi il sociale, noi quelli del sociale, questi lo stanno massacrando il sociale. Io vorrei ricordarvi che quando facciamo la manovra da 70.000 o 75.000 miliardi di vecchie lire d'allora per entrare nell'euro, noi in quella manovra lì istituimmo il fondo sociale che questi disgraziati hanno cancellato in un momento di difficoltà. Il nostro slogan è questo: rimane un euro solo, c'è un euro solo, lo dai a un servizio per invalidi, lo dai
a un inserimento scolastico, lo dai a una povertà assoluta, perché senza solidarietà non c'è comunità e senza comunità non c'è crescita economica. Questa è la nostra idea. E infine, quando diceva benissimo Floriano, che lo dice meglio di me, sobrietà, semplicità. Guardate, la gente secondo me non ne può più di tutte queste cose. Adesso bisogna veramente riprendere il senso di una politica coi piedi per terra, con l'umiltà, la semplicità, la sobrietà, la correttezza, la legalità, onestà, la più belle parole, nostro servizio, la più bella parola. Basta con i comandanti, se vuoi dirigere non devi comandare, se vuoi guidare devi servire, devi metterti all'altezza del bisogno. Questo è il concetto. E allora, io sono qui a darvi un grande incoraggiamento. Guardate, io lo so che del PD, del centro-sinistra, oggi ce lo mettiamo in testa anche noi, ce lo dicono tutti, sembriamo un po', dice un esercito un po' sbragato, no? Ma girare l'Italia, vi assicuro, è incredibile come sulle cose un po' che ho cercato di dire, che ha detto lei, altre che potrei dire, la pensiamo come una persona sola. E questa è la forza, la nostra forza, ve lo dico in bersanese, poi vediamo se crozzo. Ragazzi! Noi abbiamo 3 anni, no? Siamo un partito troppo giovane per aver risolto tutti i suoi problemi, ma siamo ormai troppo vecchi per essere un esperimento fallito. Siamo noi il partito riformista del nuovo secolo, siamo noi, non c'è altro, basta anche qua, date le mani, proviamo, basta.